È stato ripresentato ieri all'interno della Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara il terzo libro del poeta favarese Salvatore Sciortino. Terra di Sicilia è questo il titolo della raccolta che comprende oltre 100 poesie di Sciortino, in parte già pubblicate e in parte inedite. Tra i presenti in sala ieri c'erano anche il poeta, che nei mesi scorsi ha spento 87 candeline, e alcuni suoi familiari. L'evento rientra all'interno della manifestazione Profumo di Primavera, che sta avendo luogo in questi giorni nella città dell'Agnello Pasquale. A organizzarla è l'Uni3 Empedocle di Favara. Il presidente dell'associazione, Diego Caramazza, e il direttore artistico della manifestazione, Vincenzo Patti, non sono mancati all'appuntamento. Continuano gli appuntamenti di Profumo di Primavera, ripresentato il libro di Salvatore Sciortino. Sì, Profumo di Primavera continua con la presentazione di altri autori, tra cui Antonio Arnone, poi ci sarà Carmelo Tinaglia, ci sarà Michele Amico, e quindi è un'attività molto vasta, a parte la mostra di pittura e scultura che continua a essere aperta. Rientra tra le attività e gli impegni assunti dalla nostra associazione. Noi intendiamo mantenere un contatto continuo con la società perché riteniamo di poter dare ancora qualche cosa. Gli altri relatori che hanno preso la parola sono stati la sempre presente Franca Vitello, il nostro giornalista Salvatore Sorce e Giovanni Marchica, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del libro Terra di Sicilia. L'acquerello in copertina e alcune altre opere all'interno della raccolta sono del maestro Patti. A coordinare i lavori è stata Maria Giuseppina Terrasi. La lettura di alcune poesie di Sciortino, definito ieri come il poeta di Favara, è stata affidata alla brava Antonietta Cavaleri. Che emozione si prova a declamare delle poesie davanti all'autore? Allora, un'emozione grandissima, specialmente per Totò Sciortino, che da una vita che lo conosco. Ci vorrebbero tanti aggettivi per definire la sua persona, però basta che tu leggi i suoi versi, già trovi il suo animo là dentro, fatto in inchiostro, ed è bellissimo leggerle, ti dà tanto, perché Gio Totò è veramente un poeta, con una voce bellissima nelle sue poesie, veramente ci fa emozionare, veramente. Vivo di poesia e ne sono felice, scrive Salvatore Sciortino nella sua nota introduzione del libro. Il suo pensiero, trasposto in versi, spesso in vernacolo favarese, narra la sua giovinezza, le tradizioni e la realtà di una volta, la società, i rapporti familiari, la natura, la fede. Le poesie coinvolte in Terra di Sicilia sono infatti frutto di una mente aperta che ha vissuto Favara con i suoi costumi, i suoi colori e i suoi cambiamenti. L'opera è stata analizzata nel contenuto, nel lessico, nel messaggio intrinseco che si nasconde dietro i versi del poeta. Sicilia TV ha seguito e ripreso integralmente la presentazione dell'Ultima fatica, fino ad ora, del tanto apprezzato Salvatore Sciortino, negli anni più volte ospite degli studi televisivi dell'editore Libertino Sorce. Proprio quest'ultimo fu il primo ad accorgersi dei bellissimi lavori poetici di Salvatore Sciortino, dandogli sempre ampio spazio nel proprio palinsesto televisivo. L'appuntamento di ieri sarà riproposto nel corso della programmazione di Sicilia TV.